domanda, materia. Crollato tutto. Opla! Io lo stavo per dire, qua devo stare attenta se no crolla. Paf, è crollata tutta la pila di libri. Bellissimo. Allora, dopo la lunga attesa, finalmente torno a registrare. È stata una settimana complicatissima, piena di impegni, non ho trovato neanche un attimo per registrare e probabilmente credo che la mia assenza diventerà sempre più frequente qui sul canale perché nel momento in cui usciranno gli orari dell'università sarà la fine, ma vi aggiornerò a fine mese con sicurezza se e quando usciranno dei video. Oggi ho pensato di portarvi questo book tag a tema scuola. Avevo intenzione infatti di farlo uscire proprio domenica 15, che di solito il giorno 15 è il giorno in cui inizia ufficialmente la scuola un po' per tutte le regioni italiane, però come vi ho detto è stato un periodo veramente pieno di impegni e quindi lo guardate oggi. È un book tag che ho trovato tempo fa per puro caso sul canale di Sebastiano e sono credo 10 domande, vedremo in base ai libri che ho scelto, ovviamente ogni libro dedicato a una materia scolastica. E direi anche, oltre di parlarvi delle materie, di dare anche un voto a ogni libro, visto che a scuola di solito i voti non mancano mai. Quindi non perdiamo tempo e iniziamo la scuola. Domanda, o meglio, materia numero 1. Geografia in giro per il mondo. Un libro che descrive un viaggio avventuroso oppure un viaggio interiore? Allora, qui ho deciso ovviamente di parlarvi di un libro che parla di viaggio, ma senza proporvi sempre gli stessi titoli. Ho cercato questa volta di fare una ricerca un po' più approfondita nelle mie librerie e oggi vi propongo Ben Kane, L'Aquila d'Oriente. Questo è il secondo volume della trilogia della Legione Dimenticata, di cui vi ho parlato tante volte. Nel caso specifico ho scelto questo testo perché qui è proprio il momento nel quale i nostri tre protagonisti si dividono. Fabiola resta a Roma, mentre Romolo e Tarquinio finiscono addirittura nello Estremo Oriente. Precisamente sono membri dell'esercito di Crasso che tenterà di conquistare il regno dei Parti senza successo e quindi loro si ritroveranno proprio a dover in qualche modo recuperare il vessillo romano fino nel lontano Oriente. Quindi rappresenta effettivamente il vero e proprio viaggio di ritorno, di andata e di ritorno di questi due protagonisti e quindi credo che sia un ottimo esempio e soprattutto sia un ottimo libro che consiglio a tutti voi, che vi terrà compagnia, non sarà per niente noioso e poi ovviamente se amate il mondo antico sarà un motivo in più per leggerlo. Quindi a questo libro io darei un bel 8. Storia. Studiare il passato è importante, una saga che ha alti e bassi. Qui vi parlo di una saga di cui vi ho parlato anche nel video dei 5 libri dei quali non ricordo niente, quindi capirete il perché di questa scelta. Sto parlando dei Tre Moschettieri e 20 anni dopo e il Visconte di Bragelonne, quindi la saga dedicata appunto a questi personaggi scritta da Alexandre Dumas padre. Perché ho scelto questo testo? Allora, prima di tutto perché appunto questa saga ha alti e bassi. Io ho adorato tantissimo il primo libro, cioè I Tre Moschettieri, non ricordo niente del secondo, cioè 20 anni dopo, il terzo lo ricordo molto vagamente. Quindi diciamo che è una saga che non mi ha colpito più di tanto, probabilmente perché apprezzo molto di più Alexandre Dumas in testi lunghi ma comunque autoconclusivi piuttosto che in saghe eterne che sembrano non finire mai, anche se apprezzo tantissimo la bravura dell'autore nel riuscire a tenere e a muovere in modo egregio tutti i fili della storia, una cosa che io non so se riuscirò mai a fare all'interno dei miei libri. Ovviamente poi ho scelto questo testo appunto perché la storia è comunque protagonista, siamo infatti al periodo di Mazzarino, di Richelieu, quindi della Francia agli albori dell'età moderna, agli inizi dell'assolutismo, quindi secondo me, per quanto sia romanzato, potrebbe essere comunque un ottimo modo per avvicinarsi a questo periodo storico senza troppa paura. Diciamo però che a questo libro come voto gli diamo un 5. Allora, musica. Impariamo a suonare uno strumento, un personaggio che suona uno strumento musicale. Allora, qui vi parlo di una delle protagoniste di un libro famosissimo, sto parlando di
di Piccole donne. È una delle 4 sorelle March, precisamente colei che adora la musica e che quindi nonostante tutto suona il pianoforte rotto e vecchio di famiglia. In realtà però la passione di Beth per la musica le permetterà di conoscere il vecchio signor Lawrence, che in qualche modo le regalerà un pianoforte, rendendola la persona più felice del mondo. Quindi appunto Piccole donne credo che non abbia bisogno di presentazioni, è il libro perfetto per il Natale, anche se io dico la verità, come vi avevo detto nel video della TBR, vorrei leggerlo in autunno, quindi iniziarlo adesso e poi, siccome sono 4 libri, trasportarli nel corso dei vari mesi. Però in linea generale credo che questo sia l'unico libro che ho di qualcuno che suona uno strumento musicale. Questa storia è una vera e propria sinfonia, per cui non possiamo che darle 10 come voto. Poi passiamo alla prossima materia, e cioè italiano. Coniugare i verbi è importante, è un personaggio che parla in modo sgrammaticato. Qui non ho avuto dubbi nella scelta del testo, forse anche perché è un testo che ho letto veramente da pochissimo tempo, il cui video anche qui sta raggiungendo veramente dei record incredibili. Sto parlando di Via col vento e precisamente del personaggio di Mami, la tata ovviamente della famiglia O'Hara, che tanto nel film quanto nella versione inglese quanto nel libro parla ovviamente in italiano barra inglese o francese, insomma a seconda della lingua nella quale leggiate questo libro, che effettivamente è tutto sgrammaticato, eppure questo la rende estremamente interessante. È un personaggio che comunque secondo me è molto attuale, perché non solo da un lato mette in luce il rapporto tra Rossella appunto e Mami, ma anche tra l'essere bianco e l'essere nero, quindi comunque il tema della diversità e del razzismo, e allo stesso tempo anche rappresenta un po' quelle etate molto veraci, forse le etate di una volta, non le ragazze laureate in pedagogia e quant'altro che parlano 10 lingue, quanto più semplicemente la vostra vicina di casa, vostra zia, vostra nonna, insomma una persona che vi ha cresciuto e che pur non conoscendo benissimo l'italiano riesce comunque a comunicare il proprio amore attraverso i gesti, l'affetto e soprattutto a volte anche una buona cucina. Quindi che voto dare a questo libro? Beh, ovviamente vi rimando al video in cui ne ho parlato, ma certamente 10. Passiamo poi alla prossima materia, e cioè matematica, quella che io odio. Equazioni e numeri possono dare mal di testa, è vero. Un libro che non hai compreso fino in fondo o che ti ha lasciato indifferente. Questo è un testo di cui vi ho parlato, credo, nel primissimo video delle letture del mese qui sul canale, ma in realtà l'autore mi è piaciuto, ma non ho capito per l'appunto la storia. Sto parlando di Glynn Cooper e La biblioteca dei morti. Mi aspettavo tanto da questo libro, da questo thriller. Sarà che ho visto i libri in copertina e mi hanno conquistata, ma alla fine la storia non mi ha detto praticamente niente. So che Nick del canale Duca Fompi adora questa saga, io purtroppo non sono riuscita ad andare avanti, non ho ben capito i motivi, mi sembrava tutto molto molto surreale, francamente l'avrei inserito più nei fantasy che non in un thriller, quindi sicuramente darò una seconda chance all'autore, ma di certo non a questo libro. In realtà non ho voluto però ancora darlo via, perché chissà che un giorno non mi venga voglia di riprovare, ecco, anche se dubito tantissimo. A questo libro di matematica come voto gli darei un numero relativo ma negativo, quindi decidete voi, da 0 a meno infinito. Domanda, o meglio materia, sono sempre abituata a dire domanda, ma oggi parliamo di materie. Lingua straniera, un personaggio estroso borderline. E qui il caso ha voluto che io abbia in libreria un libro che parla appunto di un personaggio molto dandy, molto estroso per l'appunto. Peraltro l'ho conosciuto grazie alla letteratura in lingua straniera, credo che alcuni di voi già avranno capito, e cioè il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, ovviamente. Il personaggio è Dorian, questo giovane ragazzo che incomincia attraverso alcuni amici ad avvicinarsi al mondo dell'edonismo, del piacere. È un ragazzo giovane, bello, affascinante, che adora la bellezza ma che allo stesso tempo ha un'anima però molto sporca, e il famoso ritratto incomincerà a registrare tutti i suoi misfatti fino a quando Dorian, preso dal rimorso, non decide di distruggere il quadro, con delle conseguenze anche abbastanza tragiche. Ovviamente questo è un tipico libro British, quindi insomma scritto da un personaggio quale Oscar Wilde, che credo sia forse uno degli autori più conosciuti della letteratura inglese, e quindi il voto che do a questo libro è excellent.
Materia, questa credo che sia la filosofia, probabilmente, vediamo, fisica. Il corpo immerso in un liquido riceve una spinta verso l'alto, un libro dove il protagonista affronta situazioni estreme. Allora, qui ovviamente potrei parlarvi del libro del cuore, ma non lo faccio perché mi sono scocciata anch'io di parlarvi sempre dello stesso libro e di nominarlo per ogni minima cosa, ma non è colpa mia se Il Conte di Montecristo è un libro stupendo. Questa volta ho deciso però di prendere un altro libro che non ho finito, ma che comunque quando avevo fin dove l'ho letto mi è sembrato comunque calzante per questa risposta. Sto parlando di Mangia, Prega, Ama di Elizabeth Gilbert, dal quale appunto è stato tratto un film. Molti di voi si chiederanno perché mai io abbia scelto questo libro e l'abbia collegato alla fisica. Beh, prima di tutto perché tutto il viaggio interiore che la protagonista compie nasce dal fatto che non è soddisfatta della vita che conduce, non è soddisfatta del suo matrimonio, va alla ricerca di una spinta, di una motivazione, di qualcosa che la muova e le scuota l'animo. Ed effettivamente c'è una scena all'interno del libro, proprio agli inizi, dove lei chiede a Dio o comunque a un'entità sovrannaturale di darle un segnale, di darle una spinta, e questo segnale arriva. Per cui questo libro mi è sembrato abbastanza calzante, sia per il viaggio interiore che compie la protagonista, ma anche perché è una vera e propria avventura, cioè lei si ritrova ad andare in Italia, a lasciare tutto, arriva in Italia, poi va in India, poi in Indonesia, anche comunque in contesti climatici, ambientali diversi dall'America, da dove le parte. Quindi mi è sembrato un libro comunque tutto sommato calzante, perché è il simbolo del cambiamento, e sappiamo che una delle prime leggi, insomma, della fisica e anche della chimica è il fatto che la materia non si distrugge ma si trasforma, e quindi questo libro rappresenta proprio questo, che anche l'uomo non sempre, anche quando pensa di essere distrutto, in realtà può sempre rigenerarsi, trasformarsi e proseguire nel viaggio della vita. Quindi il voto che do a questo libro, fin dove ero arrivata, è comunque un 7,5. Raccogliamo, mi è dispiaciuto, sto soffrendo per loro. Ecco, vedete, stavamo parlando di fisica, questa è la dimostrazione fisica che se il baricentro della pila di libri non è centrato, tutto cade. Chimica, ecco, è perfetto, chimica. L'amore è una formula chimica, un libro con una storia d'amore che non va in porto. E qui vi parlo ovviamente di un grande classico, di cui vi ho parlato anche altre volte, sto parlando della Signora delle Camele di Alexandre Dumas. Un testo che ovviamente adoro, che consiglio a tutti voi, soprattutto per l'estate, la primavera, l'autunno, più che altro quando andate alla ricerca di storie d'amore tutto sommato veloci ma molto intense. Qui all'interno di questo libro potete notare l'amore struggente, ma che allo stesso tempo richiede sacrificio sia da parte della donna che dell'uomo. E questo appunto, come vedete, è un libro molto breve, nella mia edizione saranno 120 pagine, veramente si legge in un giorno, ma è un libro che non vi lascerà più. Quindi possiamo dire effettivamente che la formula alla base di questo libro è perfetta, quindi è l'esempio della formula chimica che funziona alla perfezione. Il triangolo no, non l'avevo considerato, magari ci proverò. La geometria non è un reato. Basta, io non sto scherzando, ma qua veramente dice così la frase. Un triangolo amoroso senza senso. Allora, qui non ho il libro fisico con me, semplicemente perché l'ho dato via su Bookmooch, peraltro si è anche perso tra le poste, ma vabbè. E sto parlando di di Sonia Balla Ama. Mi stavo anche confondendo perché il titolo riprende Mangia, Prega, Ama. Vi lascio la copertina al lato. È una saga in cui abbiamo questa protagonista, mi pare si chiami Ellie, non ricordo proprio più, che sogna ovviamente di diventare ballerina, e ricordo che all'interno di questa storia, al di là delle vicende che riguardano il mondo del teatro, il balletto, la danza, anche lì però abbastanza banali, c'era questo triangolo che non andava. Di lei che si mette con lui, poi lascia lui per mettersi con l'altro, ma l'altro non le piace, quindi ritorna da lui. Cioè, alla fine, se ricordo bene, non si piglia nessuno dei due. Quindi mi sembrava veramente una storia senza senso. Siamo a Scienze. Flora e fauna, un libro dove ci sono animali o piante parlanti. E qui sono veramente contenta di parlarvi per l'ennesima volta di una saga di cui già vi ho parlato, ma forse per sottolineare il fulcro centrale di questa storia, che forse non avevo mai toccato nelle puntate precedenti. Sto
Sto parlando della saga di Fairy Oak. In questo caso ho scelto uno dei tanti testi, e cioè Capitan Grisam e l'amore, scritto da Elisabetta Agnone, saga della quale proprio a ottobre, mi pare il 28 ottobre, ricorrono i 10 anni dalla pubblicazione. Quindi andate su internet, cercatevi la trama se avete bambini che adorano il fantasy o semplicemente siete curiosi. Io vi consiglio di cercare un po' online, perché insomma io sono contenta di aver letto questa saga e di poter quest'anno celebrare insieme ai tanti fan di questo testo i 10 anni dalla pubblicazione. Perché ho scelto questo testo? Non solo perché siamo in un mondo fantastico dove le persone si trasformano in animali, generalmente in uccelli, oppure perché le persone hanno i nomi dei fiori, ma perché il paese di Fairy Oak nasce proprio attorno a una quercia fatata, appunto Fairy Oak, questa quercia secolare che parla, ed è esilarante leggere le parti in cui parla, perché vi dà proprio quel senso di albero di resistenza, di albero che ha visto tutto e che in questo caso può parlare, ed è una cosa alla fine sulla quale riflettevo in questi giorni. Gli alberi forse, insieme alle montagne, al mare, insomma, sono ciò che di più durevole vi è al mondo, almeno fin quando non decideremo di distruggere il pianeta Terra, e peccato però che le piante non possano parlare con noi, almeno non utilizzando le nostre stesse parole, altrimenti secondo me un albero potrebbe raccontarci veramente delle storie incredibili. E quindi ho scelto questo testo proprio perché il paese in cui gli abitanti vivono è nato e si è sviluppato attorno a questa quercia fatata. Passiamo alle ultime due materie, la pagella è quasi finita. Il colloquio docenti è quasi finito. Educazione fisica, sudare 7 cammicie, un libro che hai abbandonato o che hai fatto fatica a leggere. Anche qui avrei potuto parlarvi di un libro che io odio, ma andiamo avanti. Ne ho scelto però comunque un altro che francamente non sono neanche arrivata a sudare 7 cammicie, mi sono fermata alla seconda e l'ho chiuso e mai più lo riaprirò. Sto parlando dell'arte segreta dei rimedi del cuore, un titolo enorme per una storia che in realtà non dice niente, di Regina O'Melveny. Siamo a Venezia nel 500 se non erro, la protagonista è una giovane donna che sogna di diventare medico e il cui padre è peraltro medico e che è sparito, praticamente è andato in giro per il mondo, ma all'improvviso lei non ha più notizie di lui e quindi decide di mettersi in viaggio, di abbandonare la madre che peraltro non sopporta e di scoprire che fine ha fatto suo padre. La storia sembrerebbe abbastanza intrigante, peraltro innovativa, perché una donna medico quale protagonista di un libro non è così diffusa, almeno in certi contesti storici. Siamo comunque a Venezia, lei viaggia per tutta l'Europa, però la storia francamente non mi è proprio piaciuta, cioè per quanto lo stile sia simile allo stile che piace a me, che amo trovare in un libro, questa storia proprio non mi ha presa, cioè no, al di là poi della banalità di alcune parti, ma non mi comunicava niente. Io non chiudevo questo libro con la voglia di riaprirlo, ma semplicemente con la voglia di sigillarlo e non riaprirlo mai più. Quindi in questo caso parliamo di educazione fisica, quindi io paragonerei questo libro a una serie intensiva di addominali che ovviamente vi distrugge, quindi no. Infine, ultima materia, intervallo, prendi un libro a caso dalla tua libreria e leggi una frase. Ovviamente ho scelto in anteprima il libro da cui leggere la frase e sto parlando di 1984 di George Orwell, un libro che non ho ancora letto ma che leggerò proprio a inizio anno, poi vi spiegherò meglio nel corso degli episodi successivi. E quindi io adesso apro una pagina a caso, potrei volendo aprire facendo la somma della mia data di nascita, 8 più 10 18 più 1 19 più 9 19 20 22 23 24 25 25 18 8 9. Allora vorrei scegliere come riga da leggere la numero 8, cioè quella del mio giorno di compleanno. Quindi vado, ragazzi, vedete, io spero solo di non leggere una frase che mi svelerà tutto il libro, spero di no, vediamo. Allora apriamo qui, pagina 141, terzo capitolo. Credo che sia il terzo capitolo, cioè ho beccato proprio quegli inizi, secondo me, vabbè, andiamo avanti. Riga numero 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allora, inizia proprio qui la frase e dice: era chiaro che possedeva un'astuzia e un senso pratico che a Winston mancavano, per non parlare della sua conoscenza perfetta della campagna intorno a Londra, maturata in innumerevoli gite sociali. Mistero. Chi sarà mai la nostra
protagonista, nostro protagonista, non lo so, cioè so che il protagonista è Winston, quindi deduco che in questo caso si parlava di qualcun altro, però fortunatamente non è una frase che mi ha svelato il senso della storia. Allora ragazzi, questo video è finito nonostante il problema tecnico, infatti vado subito a recuperare i feriti dal pavimento e li curo e li rimetto nella libreria. Noi ci vediamo il giorno 20 per la rubrica dell'autore del mese e poi prossimi giorni, non so ancora quale giorno precisamente, devo un attimo valutare, ci sarà un altro video molto speciale. Quindi noi ci vediamo al prossimo video e ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!